Di Palmas Arboreo. Chiamiamo in campo i carabinieri. E Simone Coni sul bambolo e Boele contornato. Un applauso all'associazione di Montosarda dal lavoro. La Montosarda ha origini antiche, da sempre infatti il cavallo per i sardi è stato un ambito compagno di lavoro e di svago, da montare con orgoglio in tutte le manifestazioni ed occasioni. Lo stile è simile a quello della vecchia scuola spagnola, ma con ispirazioni rinascimentali. Ecco che i cavalieri vengono a prendere il mammuzzone antico su di San Mugheo. Un applauso, signori. La Sardegna scende in campo, mammuzzone e cavalieri dell'associazione Montosarda dal lavoro. Ricordiamo che il mammuzzone antico su di San Mugheo è capitanato dal presidente Franco Tatti. Un applauso, signori. La Sardegna a Leresa, giugno 2009. Al concorso delle regioni nazionali delle regioni. Guardate che meraviglia, il cavallo si infonda il mammuzzone, che come al solito si esibiscono in cerchio con campanacci che si muovono al ritmo di questo passo cadenzato. È incredibile come questi cavalli rimangano alla mano davanti a queste figure sconosciute. Questo gruppo si sono incontrati pochissime volte per provare questo numero. I cavalli rimangono fiduciosi dei loro cavalieri e stanno di fronte a questi campanacci, a questi signori con le pedri, castelletti. Sono infatti cavalli abituati ai rumori e quindi non hanno
assolutamente paura, normalmente i cavalli sono un po' timorosi, quindi sono cavalli esperti nel lavoro e quindi non hanno paura di nessun rumore perché sono soprattutto fiduciosi del loro padrone. Sono tutti anglo-arabo sardi, capaci, questi cavalli di andature energiche, sono cavalli che pronti a qualsiasi movimento, riaccorciati, carezzati, attenti e sottomessi. Ma più che sottomessi io direi fiduciosi ai comandi del loro cavaliere. Sono cavalli preparati, brillanti, capaci di giusti arresti, di ripartite pronte, di volte strette, di rapide serpentine, di giravolte. Sono proprio i cavalli che venivano utilizzati per il lavoro di accompagnamento alle greggi. Sì, allora infatti il cavallo deve sempre essere correttamente inquadrato tra le gambe e la mano che tiene le redini. Il posteriore raccolto sotto la massa con le azioni delle gambe, non con la mano. Incollatura rilevata in relazione alla natura, testa inclinata, ferma, sempre nella medesima posizione, la mandibola decontratta è il segreto di questa riunione. Un applauso a questi cavalieri, a questo gruppo di mamuzzone d'Antigono che con questo spettacolo hanno fatto vincere la Sardegna. Guardate cosa riescono a fare questi cavalieri con i loro cavalli. Vengono raggruppati, girano una volta in un verso, una volta in un altro. Coele con il suo cavallo per niente timoroso continua a girare intorno ai mamuzzone che con i loro sonagli danno la cadenza, suonano la cadenza del passo dei i campanacci piano tranquilli. Ci vogliono ore di duro lavoro per riuscire a eseguire queste figure che sembrano quasi una danza. Il cavallo arretra i suoi con un taglio di passi, si rincontra con gli altri, quindi un passo di danza, formando una stella. Eccoli i nostri cavalieri di Parma-Carborea. E ricordiamo i nomi: Giovanni Matto, Torra Romanca, Giancarlo Colombo, Francesco Unni, Simone Coni e il maestro, un uomo di cavalli, Coele, sul suo destriero, Tornado. Un applauso a questo gruppo, signori. Questa è arte equestre sarda, è la nostra cultura. Ricordiamo che Giovanni Ranci, la figlia di Coele, è stata per 2 anni campione europeo di gincana veloce. Si spostano tutti insieme, prima lateralmente ed ora indietro. Lasciando passare
salutiamo con un bel applauso. Hanno deciso di dare, sicuramente si sposteranno davanti anche alle altre tribune. Ecco a voi questo bellissimo spettacolo di Mamutones antico per il San Miguel, signore. Intanto i cavalieri in perfetto ordine, e questo magari è quello che fanno nelle feste, si presentano. Sono presenti diverse manifestazioni e feste di Sardegna e anche Romano. Questo gruppo da tanti anni che trova con questi caroselli, che porta l'onore della Sardegna anche in diverse regioni dell'Italia. Guardate la precisione di questi circoli, i cavalli distanti l'uno dall'altro in uguale misura. Un applauso signori, noi della Sardegna a questo spettacolo lo dobbiamo applaudire, dobbiamo ringraziare questi signori che continuano a portare la sistema il nostro simbolo in tutto il mondo. Come i Mamutones anche i cavalieri chiudono in cerchio a formare delle stelle. Notate la tranquillità di questi cavalli, quindi l'affiattamento che in questi anni di duro lavoro si è formato tra il cavallo e il cavaliere. Il cavallo sarà sempre il più bello ed il più nobile portatore dell'uomo. Un cavaliere deve dare un'immagine di equilibrio, scioltezza ed insieme col suo cavallo. Dalle origini più remote all'epoca moderna, la storia dell'uomo e quella del cavallo si sono modellate insieme e la gloria dell'uno è stata la gloria dell'altro. A formare due circoli questo gruppo di 6 cavalieri alla galoppo riunito. Facciamo anche un attimo di bandatura, c'è un regolamento particolare per quanto riguarda la montasarda. La sella deve essere proprio rilassata con senza imbolditura, cosiddetta sedacci, con i quartieri dritti, se la sella è mezza reale, tutte con gli appoggi anteriori e posteriori esterni. Briglia con testiera e redi di cuoio di fattura artigianale, monzo sacro. Sottocoda, pettorale, sottosella, pelle d'agnello, una cosa confortativa. Parliamo anche dell'abbigliamento del cavaliere. I pantaloni devono essere aderenti e di foggia sarda, sempre scuri, neri, grigi, verdi o marroni, con i rivolti orizzontali nelle tasche. Camicia bianca ampia con le maniche lunghe, senza colletto, il gilet a corvetto senza maniche abbinato ai pantaloni, giacca con martingale cucita di foggia sarda abbinata appunto ai pantaloni.
È facoltativo il cappello che da noi viene chiamato bonetto. Scarponi di cuoio grezzo di stile natura sarda, gambali morbidi di cuoio grezzo o piuttosto rigidi e rigidi. In alternativa si va in cuoio grasso e pallino funzionale con chiusura laterale con lacci. Per ogni adeguata, frusta in nervo di bue o bastone da segno. E l'assetto del cavaliere, atteggiamento fiero, naturale, stappato lungo, gambe aderenti ai fianchi del cavallo, busto e testa diritti, redini nella mano sinistra tenute all'altezza della cintura, frusta o bastone nella mano destra, facoltativo. Un applauso ancora all'Associazione Cavalieri di Monta Sarda dal Lavoro. Gruppo di Palma Sangorea. Scusi, non filmi più, Una... Molto caloroso. È molto numeroso, prima di veramente la giornata c'è da valutare dei cavalieri e da retrocedere degli altri tre con una armonia, non c'è scarto, non c'è rifiuto, allora al contrario vedete come la boeme che sta in disparte in effetti in qualche maniera consiglia ai suoi compagni quali figure mostrare. Vedete la testa come è raccolta, ma non in segno di sottomissione, in segno di estrema fiducia del cavaliere che lo vuole. Quale tranquillità si sono riallineati tutti e 6 cavalli nella stessa posizione.
Dice che sono non lo so usare Nicole, neanche mia mamma. No, SMS. A me da vedere anche. Sono nata informatica mia mamma. Non mi è mai piaciuto il cellulare. No! Escono dal spettacolo vediamo due le Corrado Manca, Giovanni Mattu, Teodoro Manca, Giancarlo Colombo, Francesco Oni e Simone Cuore. applauso alla a conoscere le altre regioni d'Italia da Monte Sardo da lavoro. Ed ecco Teodoro Manca su Morena che entrerà solo, senza coercizione, questa affinità con il suo mestiere e sarà dedicata a questa serata qui a Santa Giusta. Un applauso a Teodoro Manca. Queste piroette inverse. Passi in laterale. Ancora dei passi laterali, immaginate il cavaliere che utilizza il suo animale, il suo cavallo con questi passi laterali per spostare il gregge. Perché è per questo che hanno scelto la monta da lavoro, perché effettivamente tutte queste figure che loro Ed ecco Teodoro che scende da cavallo e adesso darà dimostrazione di questa dolcezza, di questa donna dolce. ecco, io vado un po' avanti con l'immaginazione e dico immaginate adesso un muretto a secolo della nostra Sardegna e la cavaliera Giovanna che cammina sul muretto a secolo con il fianco il suo cavallo. Guardate che bello, il cavallo segue il suo cavaliere ovunque dove va. Ha fiducia, è come se cerchi anche protezione, va a retromarcia e va a marcia avanti e lo segue ovunque. Trotterella il cavaliere e trotterella anche Morena. Adesso Teodoro
chiedendo a Morena di compiere un esercizio, una cessione di gamba a voce, senza toccarlo. Con questo muoversi del cavallo in sintonia con il cavaliere a piedi tra l'altro, e perché era contento di intervento di cavallo insieme, che in effetti erano zirgano insidiosi e quindi lavoravano insieme, quello che faceva lui non faceva le cose la dimostrazione. Ecco un inchino a questo bellissimo pubblico, un saluto. Restare in equilibrio sulle transenne. Comunque facciamo finta che sia un muretto a secco e il cavallo si è avvicinato per far salire il suo cavaliere. Il cavaliere che puntualmente appunto è montato a cavallo. Le redini al collo e il cavaliere chiede proprio per dare l'opportunità al cavallo di inchinare il capo in segno di saluto a questo pubblico di Sardegna Cavallo. e con un passo laterale Teodoro Manca su Morena vi saluta. Adesso vediamo se c'è qualche altro cavaliere che vuole regalarci. Inizia con un inchino a salutare e si siede. Qualsiasi movimento, riaccorciati, carezzati, attenti e sottomessi, ma più che sottomessi io direi fiduciosi ai comandi del loro cavaliere. Sono cavalli preparati, brillanti, capaci di bruschi arresti, di ripartite pronte, di volte strette, di rapide serpentine, di giravolte. Sono proprio i cavalli che venivano utilizzati per il lavoro di accompagnamento alle greggi. Sì, allora infatti il cavallo deve sempre essere correttamente inquadrato tra le gambe e la mano che tiene le redini. Il posteriore raccolto sotto la massa con le azioni delle gambe, non con la mano. Incollatura rilevata in relazione all'andatura, testa inclinata, ferma, sempre nella medesima posizione. La mandibola decontratta è il segreto di questa riunione. Un applauso a questi cavalieri, a questo gruppo di Mamuzzone d'Antigono che con questo spettacolo hanno fatto vincere la Sardegna. Guardate cosa riescono a fare questi cavalieri con i loro cavalli. Vengono raggruppati, girano una volta in un verso, una volta in un altro.
il suo cavallo che niente timoroso continua a girare intorno ai mamuzzone che con i loro sonagli danno la cadenza, ci sono la cadenza del passo dei mamuzzoni, i campanacci che hanno tranquillo. Spettacolo di Mamuzzone Santico che San Amedeo, signore. Intanto i cavalieri in perfetto ordine e possono vedere quello che fanno nelle feste, si presentano. Sono presenti in diverse manifestazioni di Sardegna e anche qualche mare. Questo gruppo da tanti anni che trova con questi caroselli, che porta l'onore della Sardegna in diverse regioni dell'Italia. Guardate la perfezione di questi circoli, i cavalli distanti l'uno dall'altro in uguale misura. Un applauso signori, noi della Sardegna a questo spettacolo lo dobbiamo applaudire, dobbiamo ringraziare questi signori che continuano a portare la gloria insieme al nostro simbolo in tutto il mondo. E come per i maritoni anche i cavalieri chiudono in cerchio a formare delle stelle. Notate la tranquillità di questi cavalli, quindi l'affiattamento che in questi anni di duro lavoro si è formato tra il cavallo e il cavaliere. Il cavallo sarà sempre il più bello ed il più nobile portatore dell'uomo. Un cavaliere deve dare un'immagine di equilibrio, scioltezza ed insieme col proprio cavallo. Dalle origini più remote all'epoca moderna, la storia dell'uomo e quella del cavallo si sono modellate insieme e la gloria dell'uno è stata la gloria dell'altro. A formare due circoli, questo gruppo di 6 cavalieri, alla carrozza, carrozza di...
lavoro di Palmas Arborea. Chiamiamo in campo i cavalieri. E Simone Coni sul bambolo e Boele contornato. Un applauso all'associazione di Montosarda dal lavoro. La Montasarda ha origini antiche, da sempre infatti il cavallo per i sardi è stato un antico compagno di lavoro e di svago, da montare con orgoglio in tutte le manifestazioni ed occasioni. Lo stile è simile a quello della vecchia scuola spagnola, ma con ispirazioni rinascimentali. Sicuramente ci sono ore di ultimo lavoro per riuscire a eseguire queste figure che sembrano quasi una danza. Il cavallo arretra i suoi con un taglio di si rincontra con l'altro, quindi sul passo di danza, formando una stella. Eccoli i nostri cavalieri di Palmas Arborea. E ricordiamo i nomi di Giovanni Matto, Toga Romanca, Giancarlo Colombo, Francesco Onni, Simone Coni e il maestro, un uomo di cavalli, Boele, sul suo destriero, Tornado. Un applauso a questo gruppo, signori, questa è arte equestre sarda, è la nostra cultura. Ricordiamo che Giovanni Anacchi, figlio di Boele, per 2 anni campione europeo di gincana veloce. Si spostano tutti insieme, prima lateralmente ed ora indietro. Lasciando passare il mancone. Il manussone di San Deo, che lasciano velocemente il campo, e quindi vi salutiamo con un bel applauso. Hanno deciso di dare, sicuramente si sposteranno davanti anche alle altre tribune. Ecco a voi questo bellissimo. Ecco che i cavalieri vengono a prendere il Mammuzzone Antigos di Samugheo. Un applauso, signori. La Sardegna scende in campo, Mammuzzone e cavalieri dell'associazione Montosarda dal lavoro. Ricordiamo che il Mammuzzone Antigos di Samugheo è capitanato dal presidente Franco Tatti. Un applauso, signori. La Sardegna a Loressa, giugno 2009. Al concorso delle regioni della Sega Nazionale delle Regioni.
Mamussone, che come al solito si esistono in cerchio con i loro campanacci che si muovono al ritmo di questo passo cadenzato. È incredibile come questi cavalli rimangano alla mano davanti a queste figure sconosciute. Questo gruppo si sono incontrati pochissime volte per provare questo numero. I cavalli rimangono fiduciosi del loro cavaliere e stanno di fronte a questi campanacci, a questi signori con le pelli, saste vecchie. Sono infatti cavalli abituati ai rumori e quindi non hanno assolutamente paura. Normalmente i cavalli sono un po' timorosi, quindi sono cavalli esperti nel lavoro e quindi non hanno paura di nessun rumore perché sono soprattutto fiduciosi del loro padrone. Sono tutti anglo-sardi, capaci, questi cavalli di andature energiche,